Il caro bollette è diventato un serio rischio per la salute degli ignari imprenditori. Un caso che deve far riflettere i politici è quello che riguarda Davide Bellitteri, un imprenditore di Marsala al quale è stata recapitata una bolletta per il consumo di energia elettrica di 83.300 euro da pagare entro pochi giorni. Leggendo la cifra, il signor Bellitteri ha rischiato l'infarto, tanto da essere immediatamente sottoposto alle cure dei medici che per fortuna lo hanno salvato. Ma rimane la rabbia per uno dei tanti casi in cui, mentre si continua a chiacchierare, si vedono vanificare i sogni di una vita, anni di lavoro e di sacrifici cancellati dal caro bollette. Un problema che sarebbe davvero l'ora di affrontare come priorità in campagna elettorale. Una priorità salvavita, è il caso di dire, dopo la triste vicenda dell'imprenditore marsalese. Insomma, chi lavora e dà lavoro a tante famiglie deve essere messo nelle condizioni di andare avanti e non di rischiare anche la vita. Purtroppo è quello che potrà accadere, continuando a chiacchierare invece di intervenire una volta per tutte con misure idonee.